Si va in chiusura con la settima, il premio Ternity Trio. A chiudere la giornata una GF per cavalli anziani sui 1660. Si va in partenza con l'1 Vancouver Ongi, Andrea Vitaliano, 2 Regensburg, Enrico Stefani, 3 Vania del Ronco, Alessandro Muretti, 4 Sir GT, François Conigliaro, 5 Tarek Maurizio Cheli, in seconda fila 7 There's a Place, Francesco Pettinari, 8 Oktoberfest, Stefano Clementonis, 9 Virtual Victory, Marco Stefani, 10 Shalford Run, Gennaro Casolari. Favorito Tarek, leggermente preferito a Sir GT e Vania del Ronco in chiusura, poi There's a Place. Autostart che entra addirittura, tutti bene a rete, quelli della prima fila. Si parte. Vania del Ronco attaccato da Sir GT, in mezzo alla pista Tarek, dalla seconda fila veloce Shelford Run, che è a lato di Regensburg. Sir GT passa nei confronti di Vania del Ronco, all'esterno Tarek, che prova ad insistere per ottenere strada. Non sembra riuscirci, però se ne vanno così i primi 200 metri in 14,5. Insistono a borbottare Sir GT e Tarek, con Tarek che riparte all'attacco del leader, 28,8 addirittura i 400 iniziali, e alla fine Tarek non riesce a superare Sir GT. Si allarga Maurizio Cheli e lascia così l'aria in faccia a Shelford Run, che è a lato di Vania del Ronco, lungo la corda a Regensburg. A precedere Vancouver Ongi, si viene al passaggio davanti alle tribune dopo 600 metri lottatissimi in 44,3. Sir GT leader nei confronti di Shelford Run all'esterno, lungo la corda Vania del Ronco. A precedere sempre Regensburg e Tarek in pariglia, prova ad avanzare dalle retrovie There's a Place, che ha risparmiato nei primi 800 metri e ora prova a ricucire sui primi. Intanto però Sir GT continua a controllare il ritmo della corsa, 1:15,4 il primo chilometro, con una frazione comoda in 16. Sir GT leader, Shelford Run all'esterno, Vania del Ronco lungo i birilli, There's a Place che va ora in terza ruota, anticipata da Regensburg, che prova a spostare dai birilli. La dritta di là passata ancora in 15,9, 1:31,3 per i 3/4 di miglio, in vantaggio Sir GT. Lavora all'esterno Shelford Run, in terza ruota There's a Place, aspetta l'open stretch Vania del Ronco, poi Regensburg, anche lui senza spazio, l'ultima curva passata in 16, Sir GT in vantaggio, attaccato da Shelford Run, va di dentro Vania del Ronco, al largo Regensburg, in vantaggio c'è Shelford Run, attacca Regensburg al largo, Regensburg che va su Shelford Run, Regensburg che vince nei confronti di Shelford Run per il terzo Sir GT. 2-2 il totale, 1:16,1 il ragguaglio cronometrico. Il successo allo speed di Enrico Stefani e Regensburg. Enrico Stefani che è anche proprietario e allenatore del 10 anni da Gruccione Jet, che porta a casa il successo da terzo alla corda, sposta per andare a fare la seconda pariglia a 400 al palo, viene in mezzo alla pista in retta d'arrivo, passa e vince nei confronti di un ottimo Shelford Run al terzo Sir GT, che ha pagato un po' lo strappo iniziale. Il successo quindi in chiusura dall'Arcoveggio di Bologna. È tutto per Regensburg ed Enrico Stefani.